Benvenuti, oggi è lunedì 15 maggio 2023. Il sole sorge alle 5.05 e tramonta alle 20.02. La luna si leva alle ore 19.27 e cala alle 5.16. Oggi si celebra Sant'Isidoro. Il nome Isidoro deriva dal greco e significa dono di Iside, antica divinità egiziana. Il suo numero è il 5, il colore è il verde, la pietra lo smeraldo e il metallo l'argento. Oggi vi proponiamo un vecchio consiglio per evitare le punture delle zanzare, secondo cui bisogna indossare vestiti chiari e coprirsi il più possibile. Però perché dovremmo passare le giornate primaverili nascosti dietro strati di tessuto? Noi vi suggeriamo invece di utilizzare soluzioni più moderne e pratiche, soprattutto come repellenti, zanzariere o candele profumate per tenere a bada le zanzare. In questo modo potrete godervi le giornate primaverili senza soffocare per il caldo. Ecco i compleanni del giorno. Sono 38 le candeline per la tuffatrice Tania Cagnotto. Figlia d'arte, mamma e papà infatti campioni nella stessa disciplina, è l'unica italiana ad aver vinto una medaglia d'oro mondiale nei tuffi, oltre ad essere la tuffatrice europea col maggior numero di podi in carriera. Giorgio Mastrota, popolare conduttore televisivo degli anni '80, festeggia i suoi 59 anni. Dopo aver condotto il gioco Nati per vincere, è diventato il re delle televendite con un breve intermezzo nel 1999 alla guida del programma Meteore. Flavio Montrucchio, attore e personaggio TV, compie oggi 48 anni. Dopo la vittoria al Grande Fratello nel 2001 ha debuttato nella soap 100 vetrine, diventando uno dei personaggi principali per 5 stagioni. Offrire cure mediche gratuite alle vittime della guerra e della povertà, promuovere i valori di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani. Bene, con questi obiettivi, il 15 maggio del 1994, il medico Gino Strada, assieme alla moglie Teresa e a un gruppo di amici e colleghi, ha fondato l'associazione umanitaria Emergency. La loro prima missione è stata in Ruanda e da allora Emergency ha continuato a salvare vite in tutto il mondo. La nascita della smoking jacket, ovvero l'abito da uomo, è legata al tabacco. Pensate, veniva fornita agli ospiti inglesi di fine Ottocento per evitare che l'odore del tabacco impregnasse l'abito. Questa giacca da fumo è diventata poi un'icona dell'eleganza maschile. E ora sentiamo i consigli dell'oroscopo di Marco Amato. Buon lunedì ai 12. Dolcissima luna in pesci, che di sera però si farà focosa in Ariete. Vediamo che succede. Ariete, la mattinata parte abbastanza di corsa, dovete ottemperare a tutta una serie di cose, ma la luna in serata vi regala un dolce romanticismo tutto da vivere. Toro, i pianeti sono tutti dalla vostra parte e tra poco Giove entrerà tecnicamente nel vostro segno, anche se l'influenza si fa già sentire. Ottima la presenza di Mercurio, di Urano e Sole, potete rimettere tutto a posto, soprattutto nei sentimenti. Gemelli, una giornata che presuppone già il tumulto e la passione di qualcosa che sentite che sta per arrivare, ed è proprio così, gli astri non vi danno assolutamente torto. Tra poco cambierà l'intero planetario per voi, quindi non belligerate ancora inutilmente con qualcuno che non vi vuole sentire. Cancro, dolcissima quella Venere che sta illuminando tutto lo zodiaco e che comunica con tutte le dimensioni pesci e toro, spandendo il suo affetto per tutto lo zodiaco. Pieni d'amore e d'affetto, ma ancora con Marte tra i piedi, opposto a Plutone peraltro. Qualche dubbio in amore? Beh, chiaritelo col partner. Leone, anche per voi la giornata presuppone una certa tensione, come se qualcosa stesse per verificarsi. Ebbene sì, perché alcuni pianeti si riconfigureranno nei prossimi giorni in una maniera molto sostenuta e forte per voi. Anche se ancora non vi sentite soddisfatti, siete però comunque più confortati dal vedere il futuro in prospettiva. Vergine, splendido cielo per voi che presuppone degli avanzamenti decisamente importanti in amore, nel lavoro e anche qualche viaggio da programmare. Che aspettate? Bilancia,
Anche per voi sono gli ultimi giorni di una condizione planetaria un po' stantia, ma tra un po' tutto tenderà a cambiare. Questa è una settimana molto importante, inizia già da oggi, per l'arrivo di notizie fondamentali per quello che riguarda i vostri piani. Scorpione, una giornata che presuppone una grande energia venusiana e marziana, ma anche con l'aiuto della Luna che vi dà un'ultima intuizione. Oggi è una buona giornata per creare una proposta di lavoro o per proporvi verso un altro referente lavorativo. Sagittario, in serata potreste avere l'intuizione giusta che vi chiarisce tutta una serie di tormenti. I vostri abbai o miraggi sono in realtà molto più fondati di quanto non credete, ne avete prova nei prossimi giorni. Capricorno, l'opposizione di Marte ha gli sgoccioli, ma ancora un po' di tensione in questo lunedì un po' confuso si fa sentire. Presto riceverete delle belle notizie, ma oggi sarebbe il caso di mantenere ancora i nervi saldi. Acquario, giornata oggi frenetica, siete nell'occhio del ciclone di tutta una serie di eventi che vi vedono protagonisti. Il lavoro vi chiede tanto, ma anche le amicizie e soprattutto una mondanità che avete molto trascurato. L'amore? Beh, manca per voi. Pesci, giornata molto particolare oggi, visto che la Luna vi regalerà un'ultima intuizione prima di andare via, proprio posandosi sul Nettuno, vostro astro, che vi darà un forte potere quasi da chiaroveggenti. Perché non lo mettete a disposizione di qualcuno che amate? Il vostro occhio vede lontano. A Torino, all'alba del secondo conflitto mondiale, Mussolini è accolto da 50.000 operai, con l'imprenditore Giovanni Agnelli in prima fila. È il 15 maggio del 1939 e viene inaugurato a Torino lo stabilimento automobilistico di Fiat Mirafiori. L'azienda passa alla storia per i numeri straordinari dell'epoca e diviene presto uno dei simboli di quella che nell'arco di tutto il Novecento viene definita come la città industriale per eccellenza. Oggi scopriamo il significato dell'espressione "It's not my cup of tea", letteralmente significa "non è la mia tazza di tè". Però non siamo a un tea party e questo è un modo di dire comune che in realtà indica quando qualcosa non interessa, non fa il caso nostro. L'origine di questo modo di dire risale alla tradizione del tè delle 5, tipica della cultura britannica, of course. E in Italia qual è l'espressione che si avvicina di più? Bene, si potrebbe utilizzare l'espressione "non è un mio problema" per indicare che qualcosa non è gradito. Non perdete tempo a cercare tra i canali televisivi perché ho selezionato per voi i programmi più interessanti da guardare oggi. Il matto del giorno è il compositore Glenn Gould. Bene, quest'uomo era un vero genio della musica e nessun altro pianista riusciva a suonare come lui, solo che aveva delle abitudini un po' strane, come canticchiare durante le esibizioni e suonare seduto su un piccolo sgabello come se fosse un bambino. Infatti questo comportamento gli valse molte critiche, però Gould non si arrese, lui decise di ritirarsi dalle scene quando aveva appena 32 anni per migliorare ancora di più. E ci riuscì davvero bene perché la sua interpretazione del Bach, clavicembalo ben temperato, fu scelto dalla NASA per essere inserita in un disco inviato nello spazio nel 1977. Ci salutiamo con la frase del giorno. La gente spesso definisce impossibili cose che semplicemente non ha mai visto. Vi aspettiamo anche domani per un nuovo appuntamento con l'Almanacco. Un bacio e buona giornata dalla vostra Naomi.